Tragedia nell'ODG, 93enne di Cavarzere perde il controllo del furgone e si schianta contro un platano, impatto tremendo, nulla da fare per il giovane. Ubriaco al volante, un trentenne finisce con l'auto dentro il magazzino di un ristorante sfondandolo, è successo nella notte a Conegliano, poco distante altro incidente, vettura contro un camion, donna gravissima. Durissimo attacco di Assindustria Veneto Centro a Luigi Di Maio dopo le sue uscite sul gruppo Benetton, danno di immagine per le imprese del territorio, ministro inadeguato. Ieri anche Zaia aveva criticato il vice premier. Incredibile a Scorzè, bimba di 3 anni si addormenta nello scuolabus e nessuno si accorge di lei al momento di far scendere i piccoli. La bimba, trovata poi dal papà in lacrime, ancora dentro il mezzo, fortunatamente sta bene. Tutto pronto a Treviso per il Gay Pride che andrà in scena nel pomeriggio, attesi in città 3.000 persone, ritrovo alle 15, partenza del corteo alle 16 da Piazzale Duca d'Aosta. La centrale elettrica, villaggio turistico open air, innovativo e sostenibile, l'impianto di Porto Tolle cambierà completamente. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e ben trovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano la cronaca di un'altra giovanissima vita spezzata nelle strade del Veneto, in questo caso siamo a Villadose, nel Polesine, nella provincia di Rovigo, a perdere la vita un 23enne veneziano alla guida del suo furgone. È successo alle 6:30 di questa mattina, ci racconta questa purtroppo ennesima tragedia Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Cavarzere, c'è stato un tragico incidente questa mattina intorno alle 6:30 alle porte di Villadose lungo la regionale. Nicolas Lazzarin, un ragazzo di 24 anni originario di Adria ma residente a Cavarzere, si è schiantato con il suo furgone, ha detto alla distribuzione dei giornali, contro un platano. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del SUEM. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario, gli uomini del SUEM non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo che è morto sul colpo nell'impatto che ha devastato la parte anteriore del furgone, scagliando nei campi anche parte del carico. Da chiarire in realtà la dinamica dell'incidente che al momento sembra avere i connotati di una fuoriuscita autonoma dalla sede stradale. Tanti nel frattempo i messaggi di cordoglio che sono stati scritti sulla pagina Facebook di Nicolas, che ad Adria aveva tantissimi amici così come nel capoluogo veneziano. Da Cavarzere è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Altri 2 incidenti nella notte, ma siamo in provincia di Treviso a Conegliano, 2 incidenti nella stessa zona. Il primo, incredibile, un automobilista ubriaco al volante ha perso il controllo della macchina ed è finito dentro il magazzino di un ristorante, un negozio adibito a magazzino di un ristorante, e poco prima uno scontro tra un camion e una 500 che è volata dentro un fossato, molto grave, una donna. Notata movimentata a Conegliano, poco dopo l'1 di notte una vettura è piombata contro la vettina di un negozio. L'incidente è avvenuto in via 11 febbraio, l'automobilista ha perso il controllo della sua macchina che è finita contro il magazzino di un ristorante. All'arrivo dei vigili del fuoco l'uomo era in evidente stato di ebbrezza, sul posto gli operatori del SUEM 118 che lo hanno portato in ospedale ed i carabinieri di Godega per i rilievi, mentre i vigili del fuoco hanno verificato le condizioni della struttura e messo in sicurezza i luoghi facendo recuperare l'auto. Poco prima, lungo la statale 13 in viale Venezia, uno schianto tra un camion ed una 500. L'utilitaria è volata in un fosso profondo. Per estrarla dalle lamiere accartocciate l'intervento dei vigili del fuoco. La donna è stata portata in ospedale in gravi condizioni. Sul posto gli agenti del commissariato di Conegliano. Lasciamo per un attimo la cronaca adesso per parlare del durissimo attacco di Assindustria Veneto Centro che raccoglie gli industriali di Padova e Treviso, ma gli attacchi vengono anche, come abbiamo visto in questi giorni, anche dalle altre province. Il bersaglio è il vice premier, nonché ministro del lavoro Luigi Di Maio, dopo le sue uscite sul gruppo Benetton e su Atlantia. Un danno d'immagine, dicono, per le imprese del territorio, e parlano di ministro inadeguato, critiche che ieri erano arrivate anche dal governatore Luca Zaia. Inadeguato, incapace di gestire messaggi e linguaggio, pericoloso per le imprese. La condanna senza appello degli industriali veneti ha un solo bersaglio, il vice premier e ministro del lavoro Luigi Di Maio. Finiti ormai da tempo immemorabile gli innamoramenti degli imprenditori per il Movimento 5 Stelle in forma pregovernativa, nel corso dei mesi ci si sono messi il reddito di cittadinanza e i contrasti sulle grandi opere, ma qui l'attacco è preciso. L'ultima uscita su Atlantia, holding del gruppo Benetton definita decotta, anche se poi Di Maio ha smentito di aver usato quel termine.
ribadendo però il suo attacco nel gruppo di Ponzano ieri, nel giorno in cui veniva cancellato per sempre il ponte Morandi a Genova. Il sistema delle concessioni fu concepito per ammortizzare l'investimento del privato, non per tenere una rendita vita natural durante per generazioni e generazioni di Benetton. Quelle persone che sono morte perché qualcuno non ha fatto la manutenzione di questo ponte, e quel qualcuno era Autostrade per l'Italia, dei Benetton, della famiglia Benetton. La procedura di revoca deve essere avviata e su questo non ci sarà nessuna intervista e nessuna dinamica di governo che possa fermarci. Le parole di Luigi Di Maio su Atlantia sono la conferma di una palese inadeguatezza del ministro nel capire e gestire questioni delicate e soprattutto nel governare l'economia del paese. È l'attacco di una lettera durissima del presidente di Assindustria Veneto Centro, Maria Cristina Piovesana. Queste prese di posizione continua e queste dichiarazioni intempestive e improvvide sono la manifestazione di un pregiudizio anti-imprese di questo governo che abbiamo più volte denunciato. A criticare le uscite di Di Maio anche il governatore Zaia. Quello che mi inquieta ancora di più, ma per il danno Atlantia sarà Atlantia, non so se la vedono loro, ho letto da qualche parte che vogliono far causa, roba del genere, cioè effettivamente se uno dice che sei del cotto la farei anch'io causa, però al di là di questo cerco di vederlo in maniera asettica, l'aspetto secondo me più preoccupante è l'immagine che diamo. Pensate a uno straniero, all'attrattività dei capitali, alla voglia di fare impresa. Noi veniamo da un territorio che fortunatamente ha 600.000 partite IVA. Se non c'è più certezza del diritto e se c'è un approccio come questo, immagino che se un'azienda ha due opzioni da scegliere, la nostra la scarta sempre. Poi stiamo parlando di un'azienda che di fatto ha radici in Veneto e questo non lo posso non ricordare. È un'azienda che comunque ha radici in Veneto, vuoi confrontarti con questa azienda, fallo per le vie ufficiali, ma così. Rincara la dose piovesana. Le parole su Atlantia sono state un danno alla reputazione di tutta l'industria italiana e dimostrano scarsa consapevolezza sul valore di un player globale nelle infrastrutture, sul suo ruolo centrale per lo sviluppo del futuro dell'Italia, in un ambito strategico come la mobilità, scarso rispetto dei suoi investitori e dei suoi 30.000 collaboratori. Un danno d'immagine, conclude, che a prescindere da eventuali responsabilità che la magistratura deve ancora accertare, arriva da chi dovrebbe essere in prima linea nel tutelare e promuovere l'economia nazionale. Intanto, a proposito di uno degli elementi dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle di governo, il reddito di cittadinanza, ci sono i primi nomi di vincitori dei concorsi per i navigator, i cosiddetti navigator, che dovranno poi gestire la gestione, insomma, dei disoccupati, di chi cerca lavoro all'interno del reddito di cittadinanza. E tra i nomi dei vincitori in Veneto del concorsone fa discutere la presenza del nome del direttore dell'ufficio scolastico territoriale di Padova e Rovigo, Roberto Natale, nell'elenco dei 25 candidati che hanno vinto il concorso per i navigator della provincia Euganea, e quindi così potrà aiutare i disoccupati a trovare lavoro secondo la legge sul reddito di cittadinanza. A riferire questa notizia è il Corriere del Veneto. Sul piano della compatibilità tra i due incarichi, secondo l'ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, i dipendenti pubblici devono ricevere il via libera dall'amministrazione di appartenenza, concesso di norma però per incarichi temporanei e non continuativi. Torniamo alla cronaca adesso, la cronaca giudiziaria ci parla di una apertura di indagine da parte della Procura di Verona sulla morte di una neonata denunciata da una coppia di Villa d'Adige, provincia di Rovigo, che addebita il decesso della bimba nata morta alla conseguenza di un'anestesia praticata alla madre per una cure dentarie. La vicenda riguarda una coppia di origine romena. La donna, al 7° mese di gravidanza, si era rivolta una decina di giorni fa al pronto soccorso dell'ospedale di Legnago, provincia di Verona, accusando forti dolori per un dente del giudizio. Scartata l'ipotesi di una estrazione del dente, vista la gravidanza, la donna è stata sottoposta a un'operazione di pulizia in un ambulatorio di odontostomatologia, ma secondo quanto denunciato dalla coppia le sarebbe stato iniettato un anestetico prima del trattamento. Dal giorno successivo, riferisce la coppia, la donna ha iniziato ad accusare fitte al ventre con contrazione ed è stata portata d'urgenza al reparto di ostetricio, dove il parto è stato indotto, ma la neonata è morta. I carabinieri, sulla base della denuncia verso ignoti, hanno acquisito le cartelle cliniche e disposto la custodia del piccolo corpo, sul quale la magistratura, aperta questa indagine, potrebbe decidere di svolgere dunque l'autopsia. Ed ora il caldo torrido di questi giorni. Oggi temperature in lieve calo, anche se siamo comunque al di sopra delle medie del periodo. I malori purtroppo continuano e ci sono anche i disagi come quello a Padova, fino a tarda serata ieri, per un centinaio di famiglie padovane rimaste senza elettricità proprio durante una delle giornate più calde, quella di ieri.
Difficile pensare ad un giorno peggiore per un blackout come quello in cui era previsto uno dei picchi più alti delle ondate di calore che stanno soffocando anche Padova in questo fine giugno rovente. A rimanere senza energia elettrica sono state un centinaio di famiglie di Piazza Napoli, del quartiere Sacra Famiglia. Un problema che si è manifestato proprio a ridosso delle ore più calde, le 11 di mattina, ed è terminato solo a tarda sera, quando si è concluso l'intervento dei tecnici dell'Enel. Senza aria condizionata, senza ventilatori, con frigoriferi e freezer spenti, per i residenti colpiti dal blackout, tra cui diversi anziani, è iniziata così una giornata di forti disagi, ai quali hanno tentato di contrapporre un po' di sollievo i volontari della Protezione Civile, offrendo bottigliette di acqua fresca e assistenza varia, in una giornata in cui la colonnina di mercurio si è impennata fino ai 40 gradi. Sul posto anche la polizia locale. E proprio nella giornata più calda della settimana, quella di giovedì, è avvenuto un episodio incredibile a Scorzè, una bambina di 3 anni che è stata dimenticata nello scuolabus parcheggiata nell'auto rimessa della zona industriale. È successo poco dopo appunto le 13, nella giornata che ha registrato il picco più alto delle temperature. All'uscita dalla scuola d'infanzia i bambini sono stati fatti salire come sempre per far tornare a casa, ma i genitori della piccola non hanno visto arrivare la bimba a casa, si sono preoccupati. E a quel punto è partita una corsa contro il tempo, il papà e i genitori hanno cominciato a telefonare alla stazione dei carabinieri di Scorzè. Insomma, alla fine si è capito che probabilmente bisognava tornare nella autorimessa del scuolabus, dove la bambina è stata trovata all'interno con un principio di disidratazione visto il caldo. Fortunatamente stava bene, ovviamente piangeva. Di fatto sembra che la bambina si fosse addormentata durante il viaggio, ma è incredibile appunto che nessuno si sia accorto della bimba addormentata per farla scendere. Adesso bisognerà appunto capire cosa è accaduto e se ci sono delle responsabilità. Questo ovviamente spetterà anche ai genitori per una eventuale denuncia. E a proposito di caldo, anche oggi ovviamente è una giornata calda, ma il caldo non fermerà le 3.000 persone attese a Treviso, perché nel pomeriggio è previsto il Gay Pride. Allora il nostro Lucio Zanato è già in zona, questa mattina ha fatto un sopralluogo per capire un po' la situazione, il percorso. Allora Lucio, com'è l'attesa di questo Gay Pride del pomeriggio? Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, delle prime notizie di Antenna 3. Mi trovo nel bastione San Marco, dietro alle mie spalle, come vedete stanno terminando la costruzione del palco. Allora, intanto giornata calda anche oggi qui a Treviso, un po' più ventilata, siamo intorno ai 35 gradi, però niente da vedere rispetto ai 40 toccati giovedì, come dicevi tu prima quando parlavi della bambina di Scorzè. Giro questa mattina per vedere come reagisce la città a 2 eventi importanti, naturalmente il Gay Pride, ma anche la Gran Fondo Pinarello, che partirà domani mattina, ma c'è già una sorta di prologo, per cui giornata abbastanza importante per la città. Per quello che io ho visto girando, insomma, tutto a posto, ci sono ovviamente divieti di sosta, nel pomeriggio ci saranno anche dei divieti di accesso per questo Gay Pride, che per la prima volta nella sua seconda edizione di fatto passerà anche davanti al Duomo di Treviso. Allora, diciamo subito qual è il programma. Il programma comincerà intorno alle 15 con il ritrovo davanti alla stazione di Treviso, quindi piazza Duca d'Aosta, e poi si percorrerà il corso del popolo, Calmaggiore, piazza Duomo, via Canova, Borgo Cavour, per poi concludersi proprio qui a bastione San Marco. Poi dalle 18 alle 23:30 sono previsti interventi sul palco, DJ set, poi musica dal vivo. Naturalmente ci sarà una sfilata importante. Il sindaco e comunque il comune di Treviso non ha dato il patrocinio e ha chiesto di essere morigerati, quindi niente carnevalate. Io questa mattina ho deciso di andare in centro a sentire cosa ne pensano i trevigiani, cosa ne pensano i cittadini di questa iniziativa. Il risultato è stato sostanzialmente di partecipazione positiva, anche se un po' distaccata, ma sentite che cosa hanno detto i trevigiani oggi al mercato cittadino, dopodiché linea allo studio. Buongiorno signori, posso disturbarvi? Gay Pride a Treviso oggi pomeriggio, cosa ne pensate? Non conosco, mi spieghi meglio. Il Gay Pride oggi sfila a Treviso. Ah sì, tranquillo, anche loro fanno quello che possono fare, insomma, lasciamoli fare. Lasciamoli fare, ormai siamo sul mondo.
favore, nessun problema. Ottimo. Ottimo il Gay Pride. Sì, certo, anzi, bisogna farlo più spesso. Sì, va bene, cioè, io sono pro, quindi sì, la mamma cosa dice? La mamma è una gay friendly, quindi comunque per me diritti, pieni diritti per tutto. Io del Gay Pride sono assolutamente contraria, perché loro portano avanti un tipo di cultura libera, cioè l'amore libero, non è vero, l'amore ha dei limiti, ci vuole l'impegno, la fedeltà. Cioè, non condivido per niente. Sono totalmente favorevole, cioè, non ci trovo niente di male, anzi è giusto scendere in piazza per dire la propria opinione. Sentiamo cosa dice la mamma. Che dire, se ormai fa parte del nostro vivere, rispettiamo anche le scelte altrui, siamo aperti a tutto. La manifestazione poi magari rischia di diventare una carnevalata sotto certi aspetti, però è giusto che ci sia l'apertura, insomma, il pensiero positivo. È indifferente, non c'è problema. Lei pedala. Certo. Ciao. Queste le aspettative dei trevigiani per il Gay Pride del pomeriggio. Adesso ci spostiamo alla Foce del Sile per un allarme lanciato dai pescatori della zona. Da giorni reti vuote o con pesce morto sono il triste risultato quando le imbarcazioni tornano a riva. Ma sentiamo allora dalla viva voce di chi ha denunciato questa situazione, appunto, quali sono le preoccupazioni. Noi ci accorgiamo molto che il pesce manca sempre di più. Quest'anno è stato poi in particolare quel mese di maggio proprio piovoso, che erano parecchi anni, io non ho ricordi di un maggio così, e ci ha molto penalizzato. Infatti abbiamo trovato anche seppie morte nelle nasse circa 15 giorni fa, per tutte le acque piovane che buttano fuori, che butta fuori il Sile qui, e le canocche sono sparite. Io pesco anche con le nasse a canocche, proprio mai viste così poche canocche. È la testimonianza del presidente dei pescatori del Cavallino, che ci mostra come da giorni il risultato sia misero. 1 chilometro di reti calate alla sera e tirate su al mattino abbiamo preso 7-8 kg di sogliola. Una bella sogliola, sono poche. Un vero e proprio campanello d'allarme, quello lanciato da chi vive di pesca alla Foce del Sile. Indice puntato sulle concimazioni legate alle risemine dopo le forti piovosità dei mesi scorsi. Interventi sui campi che attraverso le scoline e con l'acqua d'annaffio sarebbero arrivati al fiume e da qui all'Adriatico, dimostrando, se ve n'era ancora bisogno, come l'azione dell'uomo possa devastare un ecosistema delicato come quello dei fondi marini. Che la presenza di fosfati nell'acqua non sia una novità nel Sile è cosa nota, ma le conseguenze del maltempo dei mesi scorsi avrebbe pesantemente aumentato le percentuali, avvelenando di fatto le acque. Da 10 giorni che queste sono rete da palombi, da un centinaio di chili al giorno, da un giorno all'altro 3, 5 pesci, 8 pesci, e addirittura già morti, cioè pochissime ore in acqua le reti, già morti, non si capisce perché. Abbiamo messo abbiamo cambiato, abbiamo provato a sogliole, lo stesso 4 km di rete da sogliole, 6-7 kg di pesce. Prendiamo che granchi morti, poi non si riesce, come questo periodo si dovrebbe vedere delfini, qualche medusa, non si vede niente. Ecco perché voi dite i segnalatori dell'ecosistema positivo sono le meduse e anche i delfini. Sì, perché a questa stagione qua i delfini possono venire anche a 200-300 metri dalla costa. Sono sempre stati questo periodo qua e secondo me manca queste creature, vuol dire che c'è qualche problema serio. Dai rappresentanti del settore ora la richiesta alla Regione affinché allerti l'ARPAV per le analisi che permettano di risalire la causa di questa devastazione dell'ecosistema alla Foce del Sile, magari individuando il responsabile affinché fatti così gravi per il nostro fiume e il nostro mare non accadano mai più. Parleremo ancora di ambiente, ma dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta per la prima edizione, Porto Tolle rinasce, cambia volto, un volto dedicato al turismo, da centrale elettrica a un villaggio turistico sostenibile. Da centrale elettrica a villaggio turistico open air, innovativo e sostenibile. L'impianto di Porto Tolle cambierà completamente. Il progetto è stato presentato a Palazzo Balbi alla presenza del governatore Zaia e delle parti coinvolte.
è uno dei tanti progetti che abbiamo lanciato nel 2014 nel programma Future ed è una rinascita. Noi avremmo potuto fare 23 funerali di siti produttivi ormai non più necessari e abbiamo detto facciamo 23 rinascite a vite diverse. Qui la rinascita è a vita turistica, è una proiezione completamente diversa dal nostro business, da soli non avremmo mai potuto pensarla, ma ci siamo arrivati con un grande esercizio di condivisione con il territorio, con le istituzioni, con imprenditori, con l'università che ci hanno aiutato, ricordo il Politecnico di Milano e quella di Padova in questo caso, per trovare il progetto che convincesse tutti, non solo noi, ma tutto il territorio. In base ai principi dell'economia circolare e della sostenibilità, l'impianto offrirà un'opportunità di sviluppo per il territorio grazie al progetto Delta Farm, con la creazione di un innovativo villaggio turistico destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per il settore outdoor in Europa e un volano per la valorizzazione del Delta del Po. Si passa da un sito industriale a un sito turistico, quindi tutto ciò che concerne in un territorio che l'ho detto prima è veramente meraviglioso e di pregio, perché il sito Mabun Escut è il Parco regionale del Veneto, quindi credo che dia proprio quella valorizzazione in più per dare poi veramente gambe a un turismo che da noi ancora è un po' fermo, è naturalmente di nicchia, però sta facendo numeri importanti in queste ultime stagioni. La soluzione individuata per dare nuova vita alla centrale di Porto Tolle è la dimostrazione concreta di come sia possibile creare valore attraverso progetti che mettano al centro la sostenibilità. Una bellissima sfida per tutto un territorio, un investimento da 60 milioni di euro, 400 posti di lavoro. Pensate che questa nuova realizzazione turistica darà più posti di lavoro della centrale che c'era prima e soprattutto vuol dire valorizzare un territorio meraviglioso da un punto di vista naturalistico e ambientale. Penso che sia la vera sfida del futuro non solo di Porto Tolle ma di un'ampia parte del nostro delta. Allora parliamo del Festival della Cucina Veneta, la prima edizione è stata presentata a Padova. La tradizionale cucina veneta, quella genuina delle nonne, fatta di ricette gustose con i prodotti del territorio, sarà la protagonista di una 3 giorni dedicata al gusto. Si svolgerà dal 5 al 7 luglio ad Albignasego il primo Festival della Cucina Veneta, un'iniziativa che parte dalla volontà di contribuire alla promozione delle ricchezze enogastronomiche del nostro territorio. Questo festival, il 5, 6, 7 di luglio ad Albignasego, serve per creare una sintesi del meglio dei nostri prodotti e delle eccellenze del territorio. L'obiettivo è arrivare a Cortina nel 2026, quindi con le Olimpiadi sulla neve, e questo grandissimo risultato che abbiamo avuto grazie anche all'opera del governatore della Regione Veneto, Zaia, e di tutto il sistema veneto che è riuscito a fare rete, e portare la cucina veneta di fronte a un pubblico internazionale nel 2026. La manifestazione, patrocinata dalla Regione Veneto, propone eventi di degustazione con 2 tipologie di menù, uno solo di pesce e l'altro di carne, e poi laboratori, show cooking e dibattiti sulla cucina tradizionale veneta. Lo scopo è quello di unire le imprese del territorio con la cultura, coinvolgendo la cittadinanza. La nostra regione è la prima regione italiana per prodotti di qualità e specialità tipiche, un patrimonio di identità, gusti e sapori che si specchia nella cucina e nella ristorazione veneta. Valorizzare la buona tavola veneta significa dunque restituire valore aggiunto al settore primario. Ricordo che il Veneto ha 75.000 imprese agricole che danno 6 miliardi e 300 milioni di prodotti del primario, 91 tra le sigle ADOP, DOC e DOCG e 350 prodotti tipici, quindi noi li presenteremo, non so quasi tutti, ma è importante che comunque sia in questa manifestazione che premia il settore primario, i prodotti del Veneto, lanci l'appello a tutti i ristoratori della nostra regione ma anche fuori, perché usare le materie prime della nostra agricoltura da una parte si dà un prodotto di alta qualità alla nostra cucina, quindi a tutti i cittadini, dall'altra parte diamo anche un reddito alle nostre imprese agricole. A Marghera invece alla via gli eventi di Marghera Estate.
2 mesi di musica, cinema e ballo liscio, ma anche concerti di lirica e street food. Ritorna in Piazza Mercato a Marghera il cartellone di eventi estivi che va sotto il nome di Marghera Estate. Si parte il 2 luglio, poi fino alla prima settimana di settembre sarà tutta una grande cavalcata di concerti, cover band, spettacoli cinematografici e serate all'aria aperta per tutti i gusti e per tutte le età. Torna Marghera Estate, un appuntamento imperdibile dell'estate veneziana, una perla in una collana più ampia di iniziative che l'amministrazione comunale vuole offrire, e quindi il cinema ambulante e altre cose. Oggi siamo a Marghera e parliamo di questa straordinaria arena da 1000 posti che per 2 mesi animerà questa importante piazza, l'intera città di Marghera, ma con l'idea di attrarre pubblico da tutta quanta la città metropolitana e anche dall'intera regione. Ecco quindi le proposte della Kermesse, che comprende anche un lungo festival del cibo da strada, articolato fra piatti toscani, ricette internazionali, birre da tutto il mondo e pietanze della tradizione greca. Una proposta musicale a luglio per tutti i gusti, ci sarà l'opera, la lirica, il concerto della Fenice sabato prossimo, la Giovane Orchestra Metropolitana, quindi l'opera lirica, ma anche la musica, quella più pop, da Ligabue a altri concerti importanti, e poi in agosto il cinema, un mese di cinema con i migliori titoli della stagione cinematografica, con la classica formula del venire, stare insieme, divertirsi, vivere la piazza, vivere Marghera. L'ormai tradizionale collaborazione con la Fenice continua anche quest'anno. Noi con piacere continuiamo questa collaborazione ormai da una decina d'anni con il Comune, proprio per l'organizzazione, insomma una partecipazione attiva in questa Marghera Estate. Anche quest'anno ripetiremo un format che ha funzionato negli anni scorsi, che è quello di un galà lirico con alcuni dei nostri artisti, dei nostri cantanti, che saranno accompagnati da un pianista e faranno un excursus un po' di alcuni dei duetti delle arie più famose delle opere liriche. È tutto per questa prima edizione, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sole e caldo anche nella giornata di sabato, a dir vero in lievissima attenuazione dopo i picchi dei giorni scorsi in cui sono stati frantumati molti record dell'estate più calda di sempre, quella del 2003. Nel dettaglio sul Veneto sarà soleggiato su tutti i settori, il cielo sarà sereno e sgombro da nubi ovunque, non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra 19 e 24 gradi, valori massimi compresi invece tra 29 e 33 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento dappertutto, il cielo infatti sarà sereno e non sono previste precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 22 e 25 gradi, massime oscillanti tra i 29 e i 32 gradi. Non cambia la previsione sul Trentino Alto Adige, dove avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato e il cielo si presenterà terso e limpido su tutti i settori. Temperature minime tra 19 e 20 gradi, massime sui 34 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.